mi sento davvero onorata di aver inaugurato la nuova scuola elementare di Maser. Una scuola unica, della quale se ne parlava già da 25 anni. Già nel 97 c'era stato un primo progetto preliminare e solo oggi, dopo 25 anni, il sogno si realizza, la scuola ce l'abbiamo. Finalmente una scuola unica, nel 97 ricordo avevamo ben 3 scuole, una scuola unica anche per superare i campanilismi, ma soprattutto una scuola unica all'avanguardia, ed è una grande soddisfazione, una conquista per tutta la comunità, sapere che i nostri ragazzi si trovano in un ambiente veramente sicuro e adeguato. Un grazie davvero a tutti quelli che hanno lavorato e un grazie soprattutto agli insegnanti e al dirigente scolastico per il difficile compito e grande compito che hanno: educare i nostri piccoli, i nostri giovani, che sono il nostro futuro. Ho sentito che vi piace la scuola. E vi faccio un'altra domanda allora. E vi piace studiare? Non si riesce mai a mettere assieme le due robe. Però ragazzi, se non studiate non avete futuro, Se non studiate non avete futuro. Saluto e ho chiuso. Saluto e chiudo. Saluto i 3 studenti, i 3 ragazzi dell'Ucraina e approfitto per ringraziare tutti i veneti, perché i veneti in silenzio, nessuno poi lo dice a livello nazionale, stanno dando ospitalità a 14.000 profughi nelle loro abitazioni. E quindi grazie veramente di cuore a tutti i veneti per questo grande sacrificio, grazie. Intanto diciamo che la Regione sostiene queste iniziative Provenensia, qui abbiamo 2 finanziamenti in questo plesso scolastico. Bel lavoro dell'amministrazione comunale di Maser, del suo sindaco Claudia Benedos, insomma di tutta la squadra. Dall'altro devo dire che oggi le pastoie burocratiche rallentano la realizzazione di queste opere, la storia di questa opera è una palese dimostrazione. Se fossimo autonomi avremmo magari più modalità e occasioni di intervenire nei processi, pur fatto salvo ovviamente il rispetto della legge. Ma io la considero un'operazione non solo dal punto di vista architettonico straordinaria, ma anche appunto funzionale alla funzione educativa che questa scuola ha, perché si tratta di un istituto comprensivo, quindi di una scuola che raduna bambini di 2 paesi, Cornuda e Maser, dalla primaria fino alla scuola media. Quindi una comunità ampia scolastica che diciamo, segue la didattica in verticale e che è molto importante, quindi con la continuità dalla primaria alla scuola secondaria di primo grado, quindi una soluzione logistica che è assolutamente funzionale al progetto educativo. Innanzitutto dobbiamo premettere che questa scuola sostituisce 3 scuole in comune di Maser, di cui una dichiarata aveva delle grandi problematiche statiche, pertanto era necessario assolutamente realizzare una nuova scuola. No? Il percorso parte già nel 2011 con il progetto preliminare necessario per ottenere i finanziamenti e infatti l'amministrazione comunale ha ottenuto un finanziamento di 1.500.000 euro per la realizzazione della scuola. A questo ha aggiunto soldi propri. Ho definito nella mia relazione il percorso di esecuzione di questa scuola come un veliero che si sa quando salpa dal porto, ma non si sa quando approda. Il perché? Il perché nel nostro caso molte sono state le problematiche. La prima problematica è stata quella che la prima impresa, un'impresa trevigiana, ha avuto delle difficoltà finanziarie, no? Ha ceduto un ramo d'azienda e la società che aveva acquisito il ramo d'azienda non ha assolutamente più iniziato i lavori. Abbiamo valutato che la soluzione migliore era quella di sentire le ditte che avevano partecipato all'appalto. La seconda classificata ha consentito di subentrare alla ditta principale, ma come dicevo, con l'immagine di questo veliero, la tempesta era in agguato e la tempesta
è stata la pandemia che a febbraio del 2020 ha, diciamo, travolto tutti noi. E poi i lavori sono ripresi, ma il tempo di ripresa non è stato così celere, perché capite che rimettere in moto una macchina non è così facile. Pertanto i lavori sono ripresi nella loro, diciamo, completezza verso la fine dell'estate del 2020. Questo veliero ha superato anche una grandissima tempesta, che era quella che a marzo 2021 l'impresa è stata messa in concordato preventivo dal Tribunale di Treviso. C'è stata la volontà dell'amministrazione giorno dopo giorno di seguire quest'opera e alla fine di tutto questo veliero comunque ha approdato in porto e ha dato modo all'amministrazione comunale a fine del 2021 di allestire le aule, allestire la mensa, no? Allestire i laboratori e far sì che il 10 di gennaio 2022 tutti gli alunni della scuola primaria potessero usufruire di questa straordinaria nuova scuola Andrea Palladio di Masera.